operazione dei carabinieri contro l'infiltrazione in Veneto della camorra barese, 19 gli arresti, i clan gestivano il traffico di fiumi di droga dalla Puglia. Autonomia al palo tra rinvii e promesse disattese, il commento del nostro direttore Luigi Baciali sull'immobilismo della classe politica veneta sul percorso dell'autonomia della regione che non procede. Vasta operazione contro la pedopornografia online della Polizia Postale del Veneto, le immagini erano diffuse su un social di messaggistica, 10 le perquisizioni e 2 gli arresti. Si alza la polemica tra sindacati e Comune di Venezia, al centro della contesa una clausola sui turni di lavoro notturno dei vigili, la CGIL inaccettabile. Ci sono volute 4 vittime, ma sono finalmente iniziati i lavori di risistemazione del canale scolmatore, un sospiro di sollievo per i residenti del quartiere Pertini a Mestre. Festa anche a Venezia per i 40 anni dell'Associazione Italiana Persone Down, tante le sfide a partire dall'ingresso nel mondo del lavoro. Al via in queste ore a San Donà di Piave la seconda edizione di Terre Volute, Festival della Bonifica, al centro di eventi e spettacoli, come gestire e conoscere la risorsa acqua. Buonasera, ben ritrovati in diretta con una nuova edizione dei telegiornali di Antenna 3 Venezia. Lo avete sentito, è stato sferrato un altro colpo alle infiltrazioni mafiose nella nostra regione con il blitz dei carabinieri tra Veneto e Puglia. Tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Per la prima volta abbiamo una presenza della criminalità organizzata mafiosa, diciamo così, pugliese nel territorio veneto. Non c'erano stati segnali di questo tipo e mi pare che addirittura non ci siano segnali in tutto il nord Italia. E questo naturalmente ci allarma perché ci dà questa sensazione di un territorio in cui è abbastanza semplice radicarsi e operare in maniera criminale. Vasta operazione dei carabinieri, oltre 200 tra le province di Bari e Verona per sgominare l'attività del clan camorristico barese di Cosola infiltratosi nella nostra regione, in particolare nel veronese. 19 le persone arrestate, metà in carcere, metà ai domiciliari, ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tra la Puglia e il Veneto. Gli arrestati sono sostanzialmente 2 nuclei familiari organizzati in maniera gerarchica tra di loro e con collegamenti con la mafia pugliese. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale antimafia, che ha diretto le indagini iniziate nel 2016, da cui è emerso che un affiliato al clan operante da una ventina d'anni nel veronese dirigeva il traffico di marijuana e cocaina dalla Puglia, che giungeva in Veneto tramite pacchi contenenti ricambi per automobili inviati con corriere espresso a ignari artigiani e meccanici, oppure con corrieri tramite bus. Siamo partiti da alcune denunce presentate da piccoli artigiani di Verona e da lì abbiamo iniziato un'attività particolarmente articolata che poi ha determinato per provare l'esistenza di questo sodalizio costola della criminalità organizzata pugliese. L'approvvigionamento permetteva e utilizzava dei corrieri o dei corrieri espresso che partivano inconsapevoli, che partivano dalla Puglia e arrivavano a Verona, oppure come vere e proprie persone che la portavano addosso e la portavano nelle valigie con gli autobus da Bari fino a Verona. Poi chiaramente inconsapevolmente costringevano gli artigiani a ritirare questi pacchi che poi li consegnavano. Con questa operazione è stata disarticolata l'attività del clan, ma l'attenzione in Veneto resta alta. È da tempo che andiamo dicendo che ormai la criminalità organizzata è non solo infiltrata ma presente nel territorio veneto. C'è stato sicuramente un ritardo complessivo nell'intervento, stiamo cercando di bruciare i tempi per eliminare o comunque per controllare il più possibile queste penetrazioni. Torniamo sull'autonomia perché il dibattito politico ne è ricco di questo tema nelle ultime ore. La Presidente del Senato Casellati ha parlato di confronto in corso per capire qual è il percorso migliore per realizzare il riassetto delle autonomie locali secondo l'articolo 116 della Costituzione, ma c'è un'agenzia battuta poco fa
relativa a una dichiarazione invece del vice premier Di Maio, che dice: questa autonomia così com'è concepita spacca l'Italia in due, non credo che neanche i cittadini del nord la vogliano. Lo ha affermato in diretta su Facebook appunto Luigi Di Maio. Sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Baciali su quello che è un immobilismo a quanto pare generale rispetto all'iter che deve seguire l'autonomia. Quella dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è, una delle pagine più vergognose della storia repubblicana. Sottolineo repubblicana perché in questo caso la democrazia, il cosiddetto popolo sovrano e la Costituzione vengono volgarmente calpestati da chi ha una sola e unica preoccupazione, non quella di proteggere i cittadini da presunte ingiustizie e discriminazione, come insinua chi parla per esempio di secessione dei ricchi, ma quella di perdere potere, prebende e privilegi. Tanto è vero che non è la popolazione del Sud a temere l'autonomia, ma le solite caste, le solite lobby, le solite consorterie dei politicanti e dei corrotti. Pensate, sono passati 580 giorni da quel 22 ottobre 2017 che vide 5 milioni tra veneti e lombardi correre alle urne per il referendum. E da allora è iniziata la farsa degli annunci, dei tira e molla, dei preaccordi, dei rinvio, dei distinguo, delle date storiche fissate e posticipate, del vedremo e del faremo. Il Presidente del Consiglio Conte e il Vice Premier Di Maio a parole dicono di volere l'autonomia, ma in realtà non muovono un dito. Lo stesso Salvini ormai sembra preferire la lotta alla cannabis alla pressante richiesta di libertà del Nord. Una presa per i fondelli bella e buona, una scandalosa mancanza di rispetto non solo nei confronti del Ministro Erika Stefani, ma di una intera comunità. Ora la pazienza è finita, la misura è colma. Il ministro Fontana, Lorenzo Fontana, ai nostri microfoni pochi giorni fa aveva minacciato le dimissioni nel caso l'autonomia non fosse arrivata subito. E alla ministra Stefani, comprensibilmente indignata dal silenzio assordante che la circonda e dall'immobilismo dei parlamentari veneti che, ricorderete, avevano anche firmato un patto per lottare per l'autonomia negli studi di Focus, abbiamo suggerito di andarsene sbattendo la porta, se non altro per una questione di dignità personale. Tutti i fautori dell'autonomia tradita oggi hanno una splendida occasione, una splendida opportunità di mostrare di essere uomini e non mezzi uomini e nemmeno ominicchi. Tirino fuori gli attributi questi signori, tirino fuori gli attributi e come minimo battano un colpo, alzino la testa, alzino la voce, non dopo il voto del 26 maggio che sarebbe troppo comodo, sapendo che il governo dei Dioscuri potrebbe cadere, ma subito, adesso, immediatamente, dimostrino di avere veramente a cuore l'autonomia e gli interessi dei veneti e non le poltrone che si stanno limitando a scaldare. È partita da una segnalazione internazionale la vasta operazione contro la pedopornografia online, immagini diffuse su un social di messaggistica, 10 le perquisizioni, sono stati 2 gli arresti. C'è anche un minorenne tra le 10 persone coinvolte nelle indagini su scala nazionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto. 10 le perquisizioni a carico di soggetti che attraverso i social di messaggistica Kik detenevano o erano in grado di procurarsi immagini pedopornografiche. 4 in totale le perquisizioni in Veneto, a Venezia, Verona e Vicenza. Nella città berica uno dei 2 arrestati, un giovane di 22 anni. Sono stati arrestati 2 soggetti nell'ambito dell'operazione X-Force. Noi abbiamo proceduto all'arresto di un soggetto in provincia di Vicenza per ingente quantità di materiale pedopornografico. Il secondo arrestato è un 47enne di Alessandria. Nasce nel 2010 Kik, un social che ha raggiunto subito milioni di utenti. Che è un servizio di messaggistica dove vari utenti si possono registrare e poi scambiare contenuti, anche social, quindi si può considerare anche un social da questo punto di vista. Un'attività nata dall'Allert trasmesso dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che aveva segnalato numerosi utenti dediti allo scambio di materiale pedopornografico attraverso il social. Indagini che adesso proseguono per stabilire l'origine di questo raccapricciante materiale.
Via libera intanto del Consiglio Comunale. A Venezia nasce il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, 82 gli articoli del documento, votato da 22 consiglieri comunali, approvato il DASPO urbano, ovvero l'allontanamento di chi compie atti contro il decoro in aree puntualmente descritte, compresi i punti di accesso alla città e tutte le zone del territorio comunale del sito UNESCO, Venezia e la sua laguna. Obbligo di pulizia nelle aree pubbliche concesse a privati, vietato girare in costume o a torso nudo nei centri abitati, tuffarsi o bagnarsi i piedi in rii e canali, stop a lucchetti, bici nelle cale e fondamenta, monopattini consentiti ai bambini sotto gli 11 anni, a eccezione fatta dell'area marciana e della zona del ponte di Rialto. Approvate norme precise anche contro il commercio abusivo e la sovrappopolazione nelle abitazioni. È una clausola inaccettabile. La CGIL, Funzione Pubblica, critica aspramente quanto deciso dall'amministrazione in merito ai turni di notte degli agenti di polizia locale. Operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, ma con il vincolo di effettuare solo turni serali e notturni, salvo esigenze di servizio. È la clausola presentata ai lavoratori con contratto di formazione lavoro in scadenza per diventare dipendenti di ruolo dell'amministrazione comunale. La CGIL non ci sta. Noi passiamo dai vigili Rambo ai vigili Batman, per cui questa amministrazione pensa che la priorità sia solo soltanto il lavoro notturno, non si capisce con quali compiti, visto che quelli sono preposti principalmente alle forze dell'ordine, e invece abbandona tutta quell'attività fondamentale per la città che è la lotta all'abusivismo, il degrado, la contraffazione, attività che dovrebbero svolgere, e invece si è chiesto a questi giovani di avere un unico turno dalle 17:30 alle 8 del mattino. È una clausola inaccettabile e ricattatoria, continua Giordano. L'amministrazione però continua a usare la formazione lavoro, infatti assumerà altri 80 vigili in formazione lavoro perché risparmia su alcune voci e quindi ritiene non solo di tenere precari questi giovani vigili, ma anche di risparmiare qualche soldino su questo. Noi continuiamo a pensare che invece serva occupazione stabile in questo comune, serva avere vigili in tutti i turni di lavoro e non solo in quelli notturni, perché la priorità non è far girare le Alfette, le Giuliette comprate dal sindaco, ma la priorità è avere una polizia locale che risponde ai bisogni dei cittadini e non alla propaganda di una campagna elettorale che è già iniziata. Bisogna premettere che parliamo di assunzioni decise dall'ente, replica l'assessore al personale Romor, e giustificate proprio per dare una precisa risposta a un'esigenza di pattugliamento in orario serale e notturno. Sicuramente c'è un'attenzione da dare, ma c'è un'attenzione da dare in sinergia con le forze dell'ordine. Pensare di far girare delle macchine per strada semplicemente rappresentando la sicurezza in questo modo non è quello che serve ai cittadini. Ai cittadini serve attenzione, presidio del territorio durante tutto l'arco della giornata, ma serve soprattutto un investimento nelle forze dell'ordine, che sono quelle che devono garantire la sicurezza in questa città. E ora il ricordo del patriarca Francesco Moraglia, a 5 anni dalla morte del cardinale Marco Cè, amato da tutti i veneziani. La sua bontà, il suo senso ecclesiale rimangono nella nostra Chiesa e, guardando a figure come lui, ci danno coraggio per il futuro. Con queste parole il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto ricordare uno dei suoi amati predecessori, il cardinale Marco Cè, a 5 anni dalla sua morte. Oggi, 5 anni fa, nel 2014, proprio in questi giorni la città si preparava a dare l'addio a uno dei suoi pastori più amati. Persona mite che si poteva incontrare facilmente tra Calli e Campielli, con una particolare predilezione per i poveri. Uomo capace di unire, a prescindere dal credo religioso, delle persone che si trovava davanti. Monsignor Moraglia ha voluto ricordarlo facendosi intervistare proprio vicino allo stemma episcopale del patriarca Marco, che ha accompagnato il suo episcopato a Venezia. La figura di quest'uomo rimane sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e della Chiesa veneziana, e nella omelia che ho fatto ho voluto esprimere quello che era il suo motto episcopale: Christus ipse pax, Cristo è la stessa pace. Moraglia ha poi sottolineato alcuni aspetti della personalità del patriarca. Della parola di Dio, di cui il cardinale era un innamorato, e dell'arte di celebrare la liturgia che esprimeva nella sua persona e soprattutto cercava di testimoniare e di trasmettere ai preti, soprattutto ai giovani preti. Un uomo che ha amato la parola di Dio, che ha amato la liturgia, che ha amato la Chiesa.
E ora invece andiamo nel quartiere Pertini a Mestre, perché sono iniziati con grande soddisfazione, bisogna dire, dei residenti i lavori di risistemazione del canale scolmatore. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del canale scolmatore qui in quartiere Pertini, dove lo scorso ottobre un bimbo di 4 anni ha perso la vita. I residenti del Pertini chiedevano di intervenire sul canale scolmatore in cui hanno perso la vita 4 persone, ultimo un bimbo di 4 anni che si era allontanato a piedi. Come comitato di quartiere ci siamo attivati da subito per trovare delle soluzioni che mettano in sicurezza questo canale, perché non debba succedere più fatti di questo genere. Penso che per il prossimo mese sia terminato il tutto e finalmente potremo passeggiare in sicurezza. Il canale alle sponde, se cade qualcuno non c'è la possibilità di risalirci. Sì, ci sono un paio di scalette, ma con molta onestà sono impraticabili e comunque distanti una dall'altra. Qui serve invece risistemare, come vedete alle mie spalle stanno sistemando l'argine, e poi da quello mettere una rete che impedisca chi ci passa vicino di finirci dentro il canale. Ci fermiamo ora per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, ben ritrovati. Torniamo a parlare di elezioni europee, mancano ormai una decina di giorni. Sentiamo l'intervento a 20:10 del candidato di Più Europa, Filippo Daverio. C'è qualcosa che rassomiglia di più al racconto di Pinocchio, cioè i due disperati che si tengono, oppure lo storpio e il cieco delle culture medievali. Cioè un governo fatto di due personalità, le quali ognuno gli manca un pezzo per essere vero, e camminano insieme combinando dei teorici pasticci infiniti. L'altro tema è poi affrontare la politica europea e fregarci con lo spread. Costa molto di più la perdita di soldi dello spread di quella del reddito di cittadinanza, cioè con 3 cretinate messe in fila come scelte di politica internazionale si butta via tutto. E attenzione, lo spread non è dovuto alla cattiveria del Macron o della Merkel, lo spread è il mercato è per definizione libero, non si controlla, è come la borsa, cioè se uno fa stupidate in borsa gli va giù il titolo, non perché la borsa è cattivo, perché lui è stupido, sono due realtà diverse. Allora la incapacità di gestire i destini del paese in questo momento è drammatica, perché ci porterà in una dimensione che poi la paghiamo tutti. Non posso non fare questa domanda, lei che è un critico storico dell'arte di fama internazionale. Allora, se fosse un quadro, questo governo, che quadro sarebbe? Ci sono dei bellissimi quadri nel museo di Budapest. La fine dell'impero romano, il fulmine che casca, il popolo che è disordinato e scappa, gli edifici che crollano, una sorta di Pompei portata all'esasperazione. Io ho l'impressione che questa sia la situazione attuale. E l'Europa che quadro sarebbe? Quello che attualmente non è lontano da quello. Il quadro potrebbe essere, vedete in mente quei quadri di Monet con tutti i papaveri rossi, la tranquillità estiva, la signora con l'ombrellino? L'Europa della civiltà. Cioè noi dovremmo immaginare un'Europa della civiltà. In tour in provincia di Venezia fino a domenica il camper dell'Associazione Italiana Persone Down. In Italia è sorta 40 anni fa e a Venezia opera da 20. Tante le sfide per superare i pregiudizi. Intanto i primi giovani Down iniziano un autonomo percorso lavorativo. Conosciamo Monica. Io sono su un reparto fitness, tipo ad un abbigliamento sportivo con magliette, cestoni, dopo ci sono altre cose da fare, stampare etichette.
Monica lavora da 2 mesi in un noto negozio di abbigliamento sportivo. È uno dei volti sorridenti dei giovani di AIPD, Associazione Italiana Persone Down. Con lei ci sono anche Diego e poi Carlo, che sogna di fare il giornalista e ha in mente il titolo del suo giornale, Mestre News. Persone con la sindrome di Down, cariche di energie positive e progetti come l'AIPD, associazione nata 40 anni fa per volontà di alcune famiglie, da 20 anni approdata anche a Venezia. E nell'ambito dei progetti per festeggiare questo compleanno, ecco, chi trova un amico trova un lavoro, che permetterà ad altre 2 persone, una è Monica, l'altra Andrea, di iniziare un percorso di lavoro e formazione. Nonostante pregiudizi non ancora sradicati, la sindrome di Down non è una malattia. Essere Down non è essere malati. No, rompiamo subito questo stereotipo, e se ce n'è ancora da romperlo, ma purtroppo sì, la sindrome di Down non è una malattia, è una condizione genetica. Una decina i giovani Down che lavorano si stanno formando grazie ad AIPD, 2 gli appartamenti in centro a Mestre, dove chi è in grado può sperimentare progetti di vita autonoma. Monica al lavoro ci va da sola ed è fiera di raccontare che autobus prende. Il lavoro, ci confessa, le piace. È bello lavorare. Sì, tanto. Mi fa anche un po' di sorridere, un sacco. Ben accolta dai colleghi, la sua presenza è ricca e positiva. Storie belle che continuano grazie alla volontà di chi non si arrende e che anche il Comune di Venezia continua a sostenere. Si può sempre fare di più e ci impegniamo sempre a fare meglio e di più. Ovviamente non è una questione solo economica, ma anche una questione di sentirsi pienamente inclusi nei progetti di amministrazione comunale. Noi con AIPD ci sentiamo pienamente in linea, pienamente in coerenza e lavoriamo veramente spalla a spalla sulle singole situazioni, ma anche per fare un'attività di prevenzione alla discriminazione e di vera inclusione. Al via in queste ore a San Donà di Piave la seconda edizione di Terre Volute, il Festival della Bonifica, spettacoli, mostre, progetti e laboratori per conoscere come gestire la risorsa acqua. 1/3 del territorio veneto è sotto il livello del mare. La sicurezza dell'acqua è garantita da 400 idrovore, ma l'acqua è anche una risorsa gestita nella regione dal lavoro di 11 consorzi di bonifica. In una delle terre di bonifica al via in queste ore la seconda edizione di Terre Volute, Festival della Bonifica. Si sta creando, si porta avanti un grandissimo gioco di squadra, indispensabile per poter dare un territorio fragile come è sicuramente il Veneto, ma un grande territorio dal punto di vista sia turistico che produttivo, dare quelle opportunità per dare risposte importanti a questo territorio. Per adeguare tutte le nostre strutture a un cambiamento climatico sono necessari investimenti, tanta progettazione e anni di attività operatività. Quindi i consorzi sono in prima linea per iniziare a potenziare il territorio, a ritrasformarlo proprio in funzione di questi nuovi cambiamenti. Nel 2022 si celebreranno i 100 anni del primo congresso regionale delle bonifiche, ospitato nel 1922 proprio a San Donà di Piave. L'edizione 2019 prevede spettacoli di piazza, tavole rotonde, incontri con gli autori, laboratori didattici e poi concerti e eventi gastronomici. Un percorso ideato con l'Università di Padova. Le novità rispetto all'anno scorso sono il grande coinvolgimento degli studenti, dei giovani che ci hanno aiutato nell'organizzare tutte le fasi di questo festival e che saranno presenti e li vedrete tutti con le magliette rosse durante queste giornate del festival. Al termine dei telegiornali come sempre tornerà a 20:10, protagonisti anche questa sera candidati alle elezioni europee ormai prossime davvero, alle 20:10 come detto saranno in studio Herbert Dorfmann della Sud Tiroler Volkspartei, Fabio Petrella di Fratelli d'Italia. A me non rimane a questo punto che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alle nostre regioni, le quali verranno investite da nuove piogge. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con tempo più asciutto. Dal pomeriggio e dentro la serata nubi in aumento con piogge via via diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà grigia ma in genere senza precipitazioni. Non mancherà anche qualche schiarita più soleggiata. Entro la nottata possibili fenomeni sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 17 e 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci e temporali frequenti, specie sui settori meridionali. Qualche pausa più asciutta invece altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 19 e 20 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.